Nicola Pozzo, prima non siamo riusciti a trovare un aggettivo in commento che descrivesse la tua partita. Abbiamo detto che hai fatto due magate, forse sei stato il giocatore che ha saputo interpretare meglio questo derby, sia a livello di quantità, ma soprattutto di qualità, perché hai avuto il merito di spostare subito l'equilibrio, ma poi hai fatto delle giocate mai banali. Cosa ti senti di dire, insomma, perché Montecchio, le statistiche dicevano, raccontavano della vittoria che mancava qui da 5 anni contro Tiene, no? Oggi sapevamo che era una partita difficile, eravamo pronti a una partita che sarebbe stata durissima, però dovevamo vincere. Siamo arrivati da una Coppa Italia che non è stata all'altezza della squadra che siamo, a mio parere. Una prima partita di campionato che anche lì non abbiamo dimostrato quello che possiamo essere. Oggi siamo arrivati qui con l'idea che dovevamo dimostrare quello che siamo, quanto stiamo lavorando e penso che oggi ci siamo abbastanza riusciti. Abbiamo fatto una buona partita con ovviamente dei momenti in cui abbiamo sofferto tanto perché il Tiene è una bella squadra, cioè c'è poco da dire, probabilmente una delle favorite in questa due, però oggi abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela anche con loro. Sì, andiamo un po' anche nel dettaglio dal punto di vista tecnico. Abbiamo visto un Montecchio che è riuscito a portare Tiene nella partita che avevate in mente. Poi nel secondo tempo è successo di tutto, anche cartellino rosso a Martinez Star. Sei d'accordo con questa lettura? Sì, diciamo che avevamo preparato la partita, avevamo visto il Tiene, ovviamente, come penso facciano tutti, e abbiamo cercato di giocare per contrastare un po' quello che era il loro pressing e penso che nel primo tempo ci siamo riusciti abbastanza bene. Nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica perché il loro pressing è stato più pesante essendo sotto e quindi abbiamo fatto molto più fatica, infatti penso che nel secondo tempo abbiamo sofferto veramente tanto, d'altronde penso che sia quello che dovevamo fare. Quando stai vincendo devi soffrire e non prendere gol e oggi ci siamo riusciti. Bene, io ti ringrazio infinitamente e ti do appuntamento alle prossime partite qui alla Palle Vacari e ancora tanti auguri per il tuo onomastico, giusto? Grazie, grazie, buona serata.